Troppo caldo, troppi divieti e troppe transenne. Questo è un agosto strano per il Parco Alto Milanese, da sempre punto di riferimento per chi per un motivo o per l'altro si ritrova costretto a passare l'estate in città. Nei sentieri non si incontra praticamente nessuno, quei pochi che frequentano la Baitina lo fanno la mattina per le colazioni oppure la sera quando il sole non fa più paura. Se le grigliate sono proibite da un pezzo, a Ferragosto e nelle 2 domeniche centrali del mese anche i pranzi al sacco sono stati aboliti. Il motivo tutto sommato è semplice. Se fa troppo caldo per frequentare le aree attrezzate senza rischiare un colpo di sole, anche rifugiarsi all'ombra degli alberi comporta dei rischi. Dopo il vento e la grandine che lo scorso 24 luglio avevano messo in ginocchio tanti comuni del Basso Varesotto, è proibito avvicinarsi alle piante pericolanti o alle panchine nelle loro vicinanze, tutte rigorosamente circondate da transenne o dal nastro bianco e rosso che indica il limite da non superare.